Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo con i titoli. Omicidio Pagliuso, chiesto il processo per il presunto killer Marco Gallo, l'udienza preliminare fissata per il 19 febbraio. Nell'operazione Ravensum è emerso il suo collegamento con la cosca scalise. Il piccolo aveva 1 anno e mezzo, il decesso è avvenuto per un rigurgito dopo aver mangiato la pappa. I tentativi per salvarlo in ospedale a Crotone si sono rivelati vani. Scontro tra un'auto e un tir sulla statale 18 ad Amantea, il bilancio è di un morto e un ferito, la vittima è un 87enne di Jello Calabro. Si è rivelato fondamentale il GPS installato sull'auto dei 2 arrestati nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio di Francesco Fiorillo, ucciso il 15 dicembre del 2015 nella frazione Longobardi di Vibo. I soldi ci sono, le idee pure, i progetti arriveranno entro il 2021, comincia il nuovo corso per il centro storico di Cosenza. È un continuo via vai di persone nei centri per l'impiego della Calabria per chiedere informazioni sia sul reddito di cittadinanza che per diventare tutor navigator. Godibile spettacolo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi al Garden di Rende. I 2 artisti hanno ripercorso le tappe più significative che hanno reso famoso il trio, tributo ad Anna Marchesini. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque la cronaca in apertura. Torniamo ad occuparci dell'omicidio dell'avvocato lametino Francesco Pagliuso, assassinato secondo gli inquirenti nell'ambito della faida della montagna. Ebbene, oggi è stato chiesto il processo per il presunto killer Marco Gallo, l'udienza preliminare fissata per il prossimo 19 febbraio. Il prossimo 19 febbraio Marco Gallo, il 33enne lametino considerato dagli inquirenti un killer della cosca scalise e accusato dell'omicidio del penalista lametino Francesco Pagliuso, dovrà comparire davanti al giudice per le udienze preliminari. La data della richiesta del rinvio a giudizio, firmata dal procuratore capo della DDA di Catanzaro Nicola Gratteri e dal PM Elio Romano, è stata fissata questa mattina. Gli inquirenti hanno ricostruito la genesi e la dinamica dell'agguato costato la vita al noto penalista, un omicidio maturato nell'ambito della faida della montagna. Alcuni giorni prima dell'omicidio dell'avvocato Pagliuso, il killer fece vari sopralluoghi e appostamenti. Poi, il giorno del delitto, attese il rientro a casa della vittima, si avvicinò allo sportello dell'auto e sparò numerosi colpi, 3 dei quali colpirono l'avvocato alla testa. Pochi giorni fa, con una rinnovata ordinanza dell'operazione Ravensum che ha coinvolto persone ritenute vicine appartenenti ai Mezzatesta e agli Scalise, cosche dell'area montana dell'Ametino, è stata fatta luce su questo omicidio. Pagliuso pagò con la vita il fatto di aver assunto la difesa di Domenico e Giovanni Mezzatesta nel processo per il duplice delitto del bar del Reventino, quando furono uccisi Giovanni Vesce e Francesco Iannazzo, ritenuti legati agli Scalise. Ad ordinare l'omicidio dell'avvocato lametino, secondo gli inquirenti, sarebbe stato Luciano Scalise. Il presunto killer Marco Gallo è già in carcere non solo per l'omicidio Pagliuso, ma anche per l'omicidio del dipendente delle Ferrovie della Calabria Gregorio Mezzatesta e del fruttivendolo Francesco Berlingeri. Abbiamo fatto di tutto per salvare il piccolo, sono le parole del primario della medicina d'urgenza dell'ospedale di Crotone Pasquale Mungheri. Ieri la tragedia scandale, la morte di un bimbo di 1 anno e mezzo, probabilmente a causa di un rigurgito in culla. Sentiamo. Il pellegrinaggio verso l'Ovitorio, il silenzio oggi avvolge il San Giovanni di Dio. Sul marmo freddo c'è un bimbo di 1 anno e mezzo, fino a ieri nella sua casa scandale, una famiglia che per lui sognava il futuro, invece la corsa si è fermata. Il piccolo, con la febbre causata dall'influenza, riesce a mangiare un po' di pastina, poi mamma e papà lo adagiano nella culla e poco dopo si accorgono del rigurgito. Il piccolo cianotico, la zia, un medico, tenta di rianimarlo, poi la corsa in pronto soccorso. Il bambino è arrivato in condizioni era giunto cadavere, ciononostante trattandosi di un bambino di 1 anno e mezzo, i rianimatori, i cardiologi, i medici dell'urgenza, precedentemente i medici del soccorso territoriale, naturalmente si sono messi a cercare qualunque possibilità di recupero, anche perché i bambini hanno delle capacità inverosimili rispetto all'adulto di ripresa. Ciò nonostante
sono arrivati fino ad intubarlo pur di rianimarlo, hanno fatto 1 ora e 5 di rianimazione cardiopolmonare senza risultato. Cos'è accaduto? Qual è la causa del decesso? Probabilmente ha fatto la classica patologia ab ingestis, pare che abbiano aspirato della pastina quando è arrivato e prima di intubarlo, quindi probabilmente avrà vomitato e poi inalato nelle vie respiratorie della pastina che lo hanno soffocato. Probabilmente, sembrerebbe da quello che hanno raccontato i colleghi, questa la probabile causa di morte. Il primario racconta dello shock del personale medico e paramedico. Tenga presente che quando muore un bambino di 1 anno e mezzo in pronto soccorso c'è la caduta psicologica di tutti gli operatori, medici, infermieri, OS. Perché? Perché si tenta in ogni modo di praticamente ci dovrebbe essere un briefing post-intervento per decomprimere psicologicamente questi operatori che non hanno più la capacità di riprendere a lavorare dopo la morte di un bambino di 1 anno e mezzo, sinceramente, che è devastante psicologicamente. L'ultimo pensiero per un evento incontrollabile, così lo chiama, è per la mamma del piccolo. Ho sentito della disperazione della mamma, ma la mamma deve capire che questo angelo è andato in cielo e lei non ha assolutamente nessuna responsabilità dal punto di vista medico, per quello che possiamo dire noi. Altri 2 arresti nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Francesco Fiorillo, ucciso il 15 dicembre del 2015 nella frazione Longobardi di Vibo. Nelle indagini si è rivelato fondamentale il GPS installato sull'auto dei 2 arrestati. Con gli arresti di oggi si dovrebbe essere chiuso il cerchio sugli autori di un omicidio compiuto il 15 dicembre del 2015, quando fu ucciso Francesco Fiorillo, venditore ambulante di 45 anni. La svolta poco meno di 1 anno fa, quando a marzo fu arrestato Antonio Zuliani, 26 anni, il cui DNA era stato rinvenuto su un paio di guanti trovati sulla scena del crimine. Le indagini non si sono fermate, svolte grazie a tecniche tradizionali ed a moderni metodi di investigazione scientifico-forense, consentendo di acquisire importanti elementi di colpevolezza a carico di 2 giovani arrestati questa mattina. Si tratta di Arcangelo Michele D'Angelo, 29 anni, originario di Episcopio, e di Saverio Ramondino, 27 anni, di Vibo Valencia, i cui nomi sono stati confermati dallo stesso Zuliani che, provando a discolparsi, accusa i 2. Durante appunto la sua carcerazione ha deciso di rendere alcuni interrogatori, nel corso dei quali lui si è dichiarato innocente, dando una sua versione dei fatti in merito cercando, diciamo, di giustificare la presenza di quei guanti sulla scena del crimine, una versione dei fatti che secondo noi non è comunque logica, e allo stesso tempo però ha fatto i nomi dei 2 arrestati odierni, quindi D'Angelo e Ramondino, dicendo che loro erano stati appunto invece gli autori materiali dell'omicidio, e secondo lui la presenza del guanto sulla scena del crimine è legata al fatto che i 2, come ritorsione nei confronti di Zuliani per non aver voluto partecipare all'omicidio, avrebbero appunto posto questo guanto sulla scena del crimine, guanto nell'ambito del quale c'erano appunto i residui di polvere da sparo, semplicemente perché Zuliani dice di aver provato le pistole che loro avrebbero dovuto poi utilizzare per l'omicidio, pur però non avendo partecipato all'omicidio. Le indagini, scattate subito dopo l'omicidio, portarono alla scoperta delle tendenze pedofile della vittima, facendo addirittura scattare un'altra indagine che portò alcuni mesi dopo all'operazione denominata Settimo Cerchio. Eppure, come ribadito nel corso della conferenza stampa, rimane ancora un mistero il movente di questo omicidio, rafforzato dal fatto che, apparentemente, almeno fino a questo momento, non si segnalano contatti o frequentazioni tra la vittima ed i suoi presunti assassini, per cui le indagini devono necessariamente proseguire. Le indagini non sono ancora concluse perché comunque riteniamo che sia doveroso cercare di capire quale sia oggettivamente il movente che ha spinto questi 3 ragazzi a porre in essere questo efferato omicidio. Ancora però non è stato accertato con certezza quale sia appunto il movente che ha portato queste 3 persone ad ammazzare Francesco Fiorillo il 15 dicembre del 2015, e siamo quindi soltanto ancora nel campo delle ipotesi. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi.
Scontro tra un'auto e un camion sulla statale 18 ad Amantea, centro del Tirreno Cosentino. Un 87enne residente ad Aiello Calabro è morto sul colpo. L'uomo era alla guida di una Fiat Panda che, per causa in corso di accertamento, si è scontrata con un tir. Una donna che viaggiava nell'auto condotta dal pensionato ha riportato gravi ferite. Il TAR del Lazio ha confermato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Isola Caporizzuto per infiltrazioni della criminalità organizzata. La decisione è arrivata a seguito della sentenza con la quale è stato respinto il ricorso proposto dagli ex amministratori con in testa l'ex sindaco Gianluca Bruno. Lo scioglimento dell'ente è avvenuto a seguito dell'operazione Giorni sugli interessi delle famiglie di 'ndrangheta negli affari legati alla gestione dei migranti ospiti del CARA. Divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa è la misura notificata ad un 37enne denunciato da una giovane donna a Cosenza. L'uomo non accettava la fine della relazione, così avrebbe perseguitato la ex, l'avrebbe seguita sia a piedi che in auto. Le indagini della squadra volante della questura di Cosenza hanno accertato numerose minacce anche di morte, ingiurie e vessazioni tramite messaggi testuali e vocali. Controlli a tappeto da parte dei carabinieri di Catanzaro. In una palazzina popolare di Viale Sonzo i militari hanno rinvenuto nel locale autoclave occultate all'interno di una federa diversi monili in oro e argento, nonché alcuni orologi del valore complessivo di 8.000 euro circa, risultati oggetto di furto commesso lo scorso 2 febbraio presso un'abitazione del quartiere Santa Maria di Catanzaro. La refurtiva è stata restituita al proprietario. Ammontano a 6.700.000 euro le risorse messe a disposizione dei comuni della Calabria per la videosorveglianza, lo riferisce un comunicato del Viminale. L'obiettivo è migliorare il controllo del territorio con una particolare attenzione ai centri più piccoli. Nella provincia di Catanzaro arriveranno oltre 2 milioni di euro, in quella di Cosenza 1.175.000 euro, in quella di Crotone 144.000 euro, in quella di Reggio Calabria 1.021.000 euro e in quella di Vibo 1.492.000 euro. Parliamo adesso del piano di recupero per il centro storico di Cosenza presentato al Ministero per i beni e le attività culturali. Incontro proficuo è stato definito lunedì. Il capo di gabinetto del ministro Bonisoli sarà nella città dei Bruzzi. 90 i milioni destinati dal CIPE a Cosenza. Alla fine il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, e il ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, si sono incontrati. Lo hanno fatto a Roma come previsto. Il primo cittadino al tavolo tecnico nella sede del ministero ha spiegato la proposta per il recupero del centro storico di Cosenza. Nelle 42 pagine i dettagli sull'utilizzo dei 90 milioni di euro previsti dal CIPE per la città dei Bruzzi, soldi che lo stesso ministro, in occasione della sua visita ai Rivalcrati, ha confermato saranno stanziati. Il piano prevede l'impiego di 30 milioni per recuperare 20 alloggi abbandonati. Si tratta di case pericolanti i cui proprietari, seppur sollecitati dal municipio, non hanno dato seguito agli adempimenti. 6 milioni per il rifacimento della rete fognaria, 2 milioni per i sottoservizi, 12 milioni per l'accessibilità facilitata, 5 milioni per la riqualificazione degli spazi liberi, 10 milioni per gli alloggi di proprietà della provincia destinati a facoltà universitarie, 25 milioni infine destinati all'abitabilità di case, le quali saranno occupate da giovani coppie e studenti, previsti 3.000 posti letto per i ragazzi. All'incontro ha preso parte il vice sindaco Iole Santelli e i dirigenti di settore Angela Carbone e Francesco Converso. Ore di confronto in cui sono state valutate le schede specifiche di identificazione degli immobili da recuperare con i costi riassuntivi, le tavole grafiche e i relativi interventi. Un tavolo a cui ne seguiranno altri. Tavoli operativi sono stati definiti, tanto che lunedì prossimo sarà a Cosenza il capo di gabinetto del ministro Bonisoli, Tiziana Coccoluto. Definiti anche i tempi, è stato il ministero a dettarli. Entro il 2021 bisognerà firmare i contratti, il tempo stringe per preparare progetti e bandire le gare. Gli enti locali, comune, provincia e regione dovranno essere pronti. È un continuo via vai di persone nei centri per l'impiego della Calabria per chiedere informazioni sul reddito di cittadinanza, ma anche per diventare tutor navigator.
Come posso ottenere il reddito di cittadinanza? Cosa devo fare per diventare tutor navigator? Sono le domande ricorrenti che ogni mattina centinaia di persone pongono agli operatori dei centri per l'impiego calabresi. La nuova misura di sostegno al reddito promossa dal Movimento 5 Stelle e approvata nel decretone del governo giallo-verde partirà dall'aprile 2019, ma intanto in molti hanno deciso di informarsi o predisporre la domanda. Oggi il quotidiano La Repubblica dedica 2 pagine al reddito. Uno degli articoli riguarda proprio la Calabria e racconta di casi di coppie che sarebbero intenzionate a separarsi per rientrare nei criteri di ammissibilità alla misura o di cambi di residenza effettuati al solo scopo di ricevere il sussidio. Si tratta forse di casi estremi, anche perché sarebbe troppo tardi, visto che viene presa in considerazione la situazione patrimoniale dell'anno precedente. Ma è pur vero che in questo periodo sono state chiuse diverse partite IVA di piccoli artigiani che hanno rinunciato al lavoro. Così, come assicurano i centri per l'impiego, in questa fase sono tornati a farsi vedere soggetti che ormai da tempo avevano rinunciato anche a cercarlo un lavoro e adesso sperano di ricevere un sussidio e trovare un impiego. Il signor Luigi è uno di questi. È la prima volta che vengo qua, mi devo iscrivere qua e poi... Ha fatto i documenti, cosa si aspetta da questa opportunità? Sono disoccupato, me l'aspetto, no? Da quanto non lavora? Che lavoro sempre a nero così. E ho avuto una ditta, ora non lavoro più. E questa è una possibilità per rientrare nel mondo del lavoro oltre che per avere un sussidio? Sì, magari mi chiamano a lavorare, vai a lavorare. Che lavoro vorrebbe fare? Tutto, qualsiasi cosa. Accetterebbe anche un lavoro fuori dal bacino di Cosenza? No, speriamo di trovarla qua. Eppure che ne vai, tengo 62 anni. Tanti chiedono anche come diventare accompagnatori al lavoro. Dovrebbero essere 6.000 quelli selezionati dall'ANPAL e 4.000 scelti invece dalle regioni. Il numero varierà in considerazione dei beneficiari del reddito. Un'opportunità lavorativa che in tanti stanno prendendo in considerazione, ma che è ancora avvolta da una coltre di perplessità sulle modalità d'accesso. Sono venuta qui presso il centro dell'impiego per informarmi, di tutta la procedura burocratica che bisogna seguire per diventarlo. Io ho fatto questo lavoro per 8 anni consecutivi presso l'Università degli Studi della Calabria, mi sono specializzata come tutor. Sarà compito dei navigator aiutare i beneficiari del reddito ad inserirsi nel mondo del lavoro, un ruolo complicato soprattutto in regioni come la Calabria, dove non c'è un quadro chiaro e unitario delle offerte di lavoro per settore a disposizione di chi deve far combaciare richieste e offerte. È stata presentata questa mattina a Catanzaro la mostra dal titolo Arte e Libertà, che raccoglie 42 opere in legno realizzate dai detenuti. Queste alcune delle opere realizzate dai detenuti della casa circondariale di Catanzaro. La mostra, presentata questa mattina alla stampa, si chiama Arte e Libertà e sarà ospitata dal 13 al 16 febbraio nel Palazzo della Provincia. L'iniziativa, frutto della sinergia tra istituzioni e mondo del volontariato, ha una finalità benefica. Questa mostra di intaglio hanno fatto 42 pezzi, grazie ai formatori dell'Unitalsi, hanno deciso i detenuti di voler dare le opere in una mostra mercato, non ovviamente nel prezzo che potrebbe costare come lavoro che c'è stato a livello artigianale, ma proprio un contributo da parte di chi voglia acquistarle per finanziare i treni per Lourdes alle famiglie loro dei detenuti oppure di persone non abbienti. Alla presentazione è intervenuto anche l'arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, Monsignor Vincenzo Bertolone, che si è detto gioioso nel vedere come il carcerato cerca di manifestare la sua anima trasferendola in un'opera d'arte come espressione di libertà. Un'iniziativa senza dubbio lodevole, preziosa, che mette in rilievo l'arte che hanno potuto esprimere i carcerati e attraverso l'arte esprimere non solo liberamente quello che sentivano, ma manifestare il loro cuore, la loro anima. Dobbiamo sperare che le opere siano vendute e poi andranno a buon fine, o per qualche ammalato che deve andare a Lourdes, o perché no, perché qualche carcerato possa andare a godere della grazia divina che Lourdes, grazie alla Vergine, offre a tutti coloro i quali per fede si recano in questo luogo santo. Successo al Garden di Rende per lo spettacolo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi.
2 ore fitte di sketch, imitazioni, battute al vetriolo, satira politica e canzoni per Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che dopo 15 anni si ritrovano a teatro al Garden di Rende nel cartellone di prima fila la rassegna organizzata da 900 teatri, presidente Luisa Giannotti, direzione artistica Benedetto Castriota. Ritornare sul palco è un po' riappropriarci del nostro stile, della nostra denominazione d'origine controllata. Far ridere in dialetto calabrese è cosa difficilissima. Tullio Solenghi lo fa attraverso il saluto ai passeggeri a bordo da parte del comandante di un volo di linea. Naturalmente che arriviamo su Catanzaro c'è sempre la turbolenza su Catanzaro, è sficata Catanzaro. I 2 mattatori in scena sono stati accompagnati da una jazz band capitanata dal maestro Gabriele Comeglio. Nella società odierna c'è spunto per i vostri spettacoli? Noi diamo spunti noi alla realtà perché la realtà possa diventare comica. Lopez torna più volte al suo amore per Sinatra e Michael Bublé. Tra i momenti topici dello show c'è il loro duetto nei panni dei papi Bergoglio Lopez e Ratzinger Solenghi. Anche se non è domenica e anche se l'ora è tarda, buon pranzo. Tieni in tavola che la pasta si scuoce. 2 ore di Solenghi e Lopez show tra molte risate ed un'improvvisa impennata di commozione non fanno che sottolineare la perdita di Anna Marchesini, compagna di gavetta di esordi teatrali, di trionfi televisivi, scomparsa nel 2016. C'è un'assenza pesante, però in qualche modo siamo riusciti intanto a ricordarla durante lo spettacolo in un momento che scatena un applauso che non finirebbe mai da parte del pubblico. Questo vuol dire quanto ancora è presente anche nella memoria collettiva della gente, e poi ci sentiamo sempre un po' anche parte di lei e lei parte di noi. Una 2 giorni, venerdì 8 e sabato 9 febbraio, dedicata alla prevenzione integrata a Castrovillari, l'appuntamento al protoconvento. Ne abbiamo parlato con Pasquale Pandolfi, tra i promotori dell'iniziativa. Pasquale Pandolfi, a Castrovillari 2 giorni dedicati alla salute, in particolare all'ambiente, al cibo e alla fertilità. In questi 2 giorni ci sono varie sessioni in cui noi parliamo di salute con i giovani, con gli addetti ai lavori. È una iniziativa organizzata dal Comune di Castrovillari con l'ASP, la dottoressa Sturniolo, che è la presidente di questa 2 giorni importante, con la dottoressa Talone, con l'ASP di Castrovillari, del Comune di Castrovillari, per tentare, attraverso questa riflessione, io la chiamo scientifica, di capire attraverso questo dibattito che ci sarà anche sulla medicina in generale a Castrovillari, quindi di tentare una riflessione per far capire alle giovani generazioni, non solo, e agli addetti ai lavori, che si può cambiare. Un invito a partecipare al protoconvento l'8 e il 9 febbraio a Castrovillari. E adesso le previsioni del tempo. Si sposta ulteriormente verso est il vortice depressionario che ci ha interessato in questi ultimi giorni. Da ovest avanza l'alta pressione, apportando una fase di stabilità sul Mediterraneo centrale, una situazione che potrebbe perdurare per l'intera settimana in corso. In sede atlantica si approfondisce il ciclone Islanda, mantenendo il flusso perturbato solo a latitudini più settentrionali. Domani generalmente sereno, qualche nuvola in più la potremo ritrovare su Pollino, Sila e versanti ionici di Serre ed Aspromonte. Temperature in diminuzione le minime nelle valli interne, in lieve aumento nei valori massimi. Passiamo ora ai mari e ai venti. Domani Tirreno tra poco mosso e mosso, con venti tra deboli e moderati da maestrale. Lo Ionio avrà ventilazione moderata nord-orientale, con mare mosso il Golfo di Corigliano, molto mosso nei rimanenti settori, ma con moto ondoso in graduale attenuazione. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.